La CISL di Agrigento, Caltanissette ed Enna interviene sulla grave crisi idrica nelle 3 province. Il sindaco di Naro Brandara chiede un incontro con i vertici della regione e dell'assessorato regionale dell'agricoltura per la mancanza di acqua nel settore agricolo. Partecipata a manifestazione ieri ad Aragona contro l'ennesimo impianto di un'antenna telefonica. Si è conclusa oggi a Favara la settimana della legalità con una marcia che ha visto la partecipazione di studenti, cittadini e autorità varie. Definito l'accordo tra la Regione Siciliana e i privati convenzionati per distribuire le risorse a partire dal 2024 e contribuire così a potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per ridurre le liste di attesa. Continua l'adesione a Forza Italia, Ioppolo Giancaxio, un consigliere comunale e un ex assessore. Intanto nel pomeriggio in via Atenea un incontro con i candidati del Movimento 5 Stelle. Si conclude con una sconfitta il campionato di calcio del Licata contro la Vibonese. Buongiorno, benvenuti con il tradizionale appuntamento del nostro telegiornale TVA Notizie. La CISL di Agrigento, Caltanissette ed Enna, per mezzo della segretaria Carmela Petralia, interviene oggi sulla grave crisi idrica nelle 3 province. Il servizio. La CISL di Agrigento, Caltanissette ed Enna, per mezzo della segretaria Carmela Petralia, interviene oggi sulla situazione idrica nelle province di Agrigento, Caltanissette ed Enna, che non fa che aggravare una condizione di fragilità e marginalità produttiva, economica e sociale che investe da anni queste aree interne, invasi semivuoti e precipitazioni scarse, ma intanto nelle condotte delle 3 province si continua a disperdere oltre il 50% dell'acqua immessa. Il riutilizzo dei reflui per l'agricoltura è quasi un miraggio, mettendo in sofferenza agricoltori e allevatori, anche perché non sono in funzione i depuratori. La rete idrica è fatiscente, tanto che ogni 2 giorni c'è una comunicazione in interruzione di acqua, gli invasi sono insufficienti e inadeguati e questo è lo scenario attuale che si intreccia con altre questioni ataviche presenti nelle 3 province, Agrigento, Caltanissette ed Enna, collegamenti viari desueti, riduzione della popolazione residenti dei livelli occupazionali, aumento della disoccupazione, ridimensionamento della ricchezza generale, deterioramento della qualità della vita e dei servizi al cittadino e alle imprese. Da mesi ormai per la CISL di Agrigento, Caltanissette ed Enna si registra una mancanza di acqua a causa della siccità, ma è chiaro a tutti che il problema non è solo la scarsità di precipitazioni piovose, la mancata programmazione rispetto alle infrastrutture che insistono sui territori e sulle quali da diversi decenni non si fanno gli interventi opportuni. Le risorse, continua la CISL, ci sono e ci sono state anche in passato, ma il problema reale è che non sono state utilizzate. Nei territori di Agrigento, Caltanissette ed Enna c'è la presenza di un buon numero di dighe, eppure le stesse non sono utilizzate per la loro capienza, perché piene di sabbia e detriti, che non si è provveduto a svuotare l'acqua che arriva e viene riversata in mare. È chiaro che con la giusta, soprattutto tempestiva pulizia degli invasi, oltre alla manutenzione ordinaria delle tubature, non si sarebbe parlato oggi di crisi idrica. Non è possibile intervenire solo quando si palesa l'emergenza. Le istituzioni locali di propria competenza hanno il dovere di intervenire in maniera celere, perché a volte il problema non è la mancanza dei fondi, ma il loro mancato utilizzo per responsabilità delle istituzioni. I servizi idrici sono un'attività industriale che deve essere organizzata, gestita e regolata, e per farlo servono competenze e istituzioni attente, senza dimenticare che oltre al danno c'è la beffa. La CISL continua: come i cittadini di Agrigento, Caltanissette ed Enna devono pagare le tariffe superiori al doppio della media nazionale. Al fine di vedere nuovi aumenti è necessario che i gestori dell'acqua utilizzino più risorse pubbliche, riducendo
progressivamente gli investimenti privati che invece pesano sulle tasche degli utenti abbassando il prezzo di acquisto dell'acqua da parte di Sicilacque. Sarebbe opportuno, conclude la CISL, come già fatto a livello regionale e avviato dalla Prefettura di Enna per il prossimo 14 maggio, attivare tavoli tra le istituzioni, organizzazioni sindacali e imprenditoriali per fare il punto sulla crisi idrica in atto, allargando la platea della rappresentanza a tutte le categorie con le ATI per verificare lo stato degli investimenti nei nostri territori. E sempre in tema di crisi idrica, nella giornata di ieri ho formalizzato una richiesta di audizione urgente all'assessorato regionale all'agricoltura per affrontare il tema della carenza di risorse idriche e della crisi del settore agricolo, tanto rilevante per la nostra città. Ad affermarlo in una nota il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, che continua dicendo: già da mesi abbiamo manifestato la nostra grande preoccupazione per il futuro di tante aziende naresi che temono di non avere più le risorse idriche necessarie per portare avanti le proprie attività. Ho ribadito, continua il sindaco, all'assessorato che è necessario censire le fonti di approvvigionamento, così come la distribuzione dell'acqua alle colture naresi, programmando la riattivazione di pozzi già esistenti, non mancando di prevedere le necessarie condotte di interconnessione e vari bypass. E ieri ad Aragona una partecipata manifestazione contro l'installazione dell'ennesima antenna telefonica. Ce ne parla Davide Sarto. Sindaco, Aragona scende in piazza per dire no alle antenne, alcune installate, altre da installare. Come la storia? Sì, ma per dire no alle antenne perché è diventata una vergogna. Ecco, noi abbiamo già 4 antenne montate, c'è diciamo, la richiesta di un'altra antenna. Io non capisco quale sia il motivo del montaggio di tutte queste antenne, perché dico, qualcuno magari dice ma i telefonini, sì, ma i telefonini funzionano, hanno funzionato bene, quindi non capisco il perché e non capisco perché alla fine la norma è stata così, diciamo, un po' allargata, favorendo questi colossi a poter fare quello che vogliono. Non è giusto. Perché non si possono montare le antenne nei centri abitati, sopra le case. Dico, mi dispiace, perché arrecano sicuramente danni e fastidi. Qualcuno dice che non fanno danni, ma questo, diciamo, ai posteri l'ardua sentenza, perché quando si è iniziato con l'amianto non penso che si sapesse che ci potevano essere così diciamo, rischi così elevati da causare tumori per tutti quelli che ne sono venuti a contatto. Quindi noi non siamo sicuri, non sappiamo quali sono gli effetti collaterali di queste diciamo, esposizioni, e quindi diciamo che la tecnologia deve andare avanti, ma deve essere una cosa a misura d'uomo, deve andare avanti ma non deve arrecare danni alla collettività. Aragona è un piccolo comune e non capisco perché tutto questo concentramento ad Aragona, e quindi noi stiamo cercando di mettere in campo tutto quello che possiamo in termini, diciamo, di solidarietà dei miei cittadini che sono qua numerosi a partecipare, ma anche in termini legali ci stiamo attivando per vedere se riusciamo a bloccare questo fenomeno così dilagante, che riteniamo che sia pericoloso per la salute, ecco, dei cittadini di Aragona. Quindi il nostro vuole essere una manifestazione pacifica, ma dare un segnale netto che questo diciamo, metodo selvaggio di piazzare antenne in qualsiasi posto del territorio per noi è estremamente sbagliato, e quindi chiediamo anche al governo nazionale che modifichi la legge e che garantisca, ecco, le collettività e i comuni, che questo con questa normativa di dicembre onestamente non è stato fatto. Una manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale, dal sindaco, dal consiglio comunale, dagli assessori, e noi come comunità religiosa e ecclesiale partecipiamo perché viviamo in questo territorio. E mi pare legittima questa manifestazione, questa marcia. L'interlocutore, il destinatario della nostra protesta è il governo, perché l'installazione di antenne nel territorio
cittadino urbano accanto alle case certamente è la cosa più deleteria che ci possa essere, perché si sa che queste antenne producono onde elettromagnetiche e le onde elettromagnetiche non sempre sono benefiche, anzi hanno delle conseguenze sul sistema nervoso e sulle cellule del corpo. Quindi quello che si chiede non è abolire le antenne, perché ormai la tecnologia richiede questa presenza indispensabile per il funzionamento di tutte le apparecchiature che abbiamo, tutti usiamo il telefonino, ma che vengono installate in zone lontane dai centri abitati. Una cosa semplicissima, ma chissà perché questa considerazione ovvia non sempre viene attenzionata da chi fa questo tipo di scelte. Quindi la comunità d'Aragona ha voluto manifestare in maniera così ufficiale e pubblica per dire le antenne vanno bene ma lontane dal centro abitato. Quindi non all'installazione di altre antenne ma anche lo spostamento di queste antenne che già esistono. Io sono qua da semplice cittadina per dire no alle antenne, no alla cattiva salute, no al disagio cittadino, sì alla vita, sì al futuro, soprattutto dei nostri figli, i quali chi rimarrà qua ad Aragona almeno stia in ottima salute, goda in ottima salute. Ci battiamo proprio per questo motivo, noi genitori. Per cui io da semplice cittadina, Linda Rotolo, è qua per dire no al disagio in generale. Quindi che succede ad Aragona? Avete paura? Perché questa protesta? Ma già prima, molti anni fa, c'era un'antenna qui in un palazzo e le hanno smesse perché c'erano delle malattie e l'hanno direttamente annullata l'antenna del Palazzo Blu qua ad Aragona. Per questo, e noi siamo qua per protestare che fanno male queste antenne. Loro dicono di no perché le multinazionali cercano di arricchirsi con queste cose. Gas di scarico, il gas si vede, si sente e fa una certa sensazione. Queste onde non si vedono con gli occhi. E si è conclusa oggi a Favara la settimana della legalità, che ha visto la partecipazione di studenti, cittadini e autorità. Oggi la marcia, il corteo ha raggiunto Piazza Cavour partendo da Piazza Don Giustino, che ha visto anche la partecipazione della fanfara dei bersaglieri. Nell'ambito delle iniziative legate alla 16ª edizione della Festa della Legalità, si sono svolte a Favara da venerdì 3 maggio presso il Liceo Statale Martin Luther King, a seguire quella di giorno 5, 6 e 7. Oggi, venerdì, la manifestazione conclusiva, che ha avuto come inizio l'afflusso delle rappresentanze scolastiche associative, degli ospiti, delle autorità e della cittadinanza in Piazza Don Giustino, quindi la marcia della legalità, la partenza del corteo da Piazza Don Giustino in direzione Piazza Cavour, attraversando via Roma, via Vittorio Emanuele, via Cesare Battisti. Alle 10:30 in Piazza Cavour la deposizione della corona di fiori al movimento ai caduti delle guerre e alle vittime innocenti della mafia. Onore caduti!
I saluti delle autorità, la scopertura e la presentazione della maxi tela dedicata all'esercito italiano, istituzione madrina della manifestazione, con l'intervento del maestro Vincenzo Patti, la consegna del 6° trofeo Salvatore Cucchiara al vigile del fuoco Antonio Lattuca. Civili e militari, gentili signore e signori, ragazzi delle scuole, buongiorno. Ringrazio innanzitutto a nome della Forza Armata, che ho l'onore di rappresentare qui in Sicilia, tutti gli organizzatori della 16ª edizione della Festa della Legalità di Favara, per aver voluto nominare l'Esercito istituzione madrina di questa edizione dell'evento. Un evento che riteniamo di grandissimo valore, che offre una serie di importanti appuntamenti culminati in queste cerimonie finali, appuntamenti dedicati alla promozione della legalità. Quindi il passaggio dello standardo della legalità dall'Uni3 Empedocle all'Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone, a seguire la consueta iniziativa Pane, Olio e Legalità, che ha offerto la possibilità di gustare il buon pane favarese donato dai maestri panificatori cittadini, arricchito dalla qualità dell'olio frutto della nostra terra. Il gustoso assaggio è stato accompagnato da pensieri sulla legalità che gli studenti delle scuole cittadine, insieme ai loro familiari, hanno appositamente preparato. L'organizzazione è stata curata dagli allievi dell'Istituto Ambrosini di Favara. Definito l'accordo tra la Regione Siciliana e i privati convenzionati per distribuire le risorse a valere sul 2024 e contribuire così a potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per ridurre le liste d'attesa e il servizio. Definito l'accordo tra la Regione Siciliana e i privati convenzionati per distribuire le risorse a valere sul 2024 e contribuire a potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per ridurre le liste di attesa. L'intesa è stata sottoscritta nel corso di un incontro presieduto dal dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica con i dirigenti dell'assessorato della salute e le organizzazioni sindacali rappresentative dell'intero settore. L'accordo prevede una somma complessiva di 310 milioni di euro da distribuire alle varie branche, dai laboratori di analisi alla fisiochinesiterapia, dalla cardiologia alla radiodiagnostica ed altre branche, per provincia con aumento di ben 12 milioni di euro rispetto allo scorso anno. In aggiunta sono stati definiti i bisogni specifici della radioterapia per circa 35 milioni e della nefrologia per 102 milioni. Alle singole strutture è stato destinato un budget per il 2024 pari al 90% della produzione media del 2022-2023. Il 10% residuo sarà assegnato dalle ASP in misura proporzionale al fabbisogno provinciale, sulla base di criteri che verranno definiti dall'assessorato regionale della salute. In particolare il governo regionale ha individuato, dopo un lungo dialogo costruttivo con i sindacati nella misura di 8 milioni di euro, le risorse finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, garantendo un equilibrato soddisfacimento delle domande di salute del cittadino in base ai differenti settori. Durante l'incontro è stato anche stabilito un rigoroso cronoprogramma per la distribuzione delle risorse. Il decreto di ripartizione alla specialistica convenzionata ambulatoriale verrà adottato dall'assessorato entro il prossimo 20 maggio, mentre le contrattualizzazioni delle ASP con i singoli operatori economici dovranno avvenire entro il prossimo 19 giugno. Al via oggi il terzo meeting francescano del Mediterraneo che si tiene a Cefalù fino a domenica prossima. La corrispondenza.
Non esistono cambiamenti culturali senza cambiamenti nelle persone. Ma cosa cambiare? Come? Un inizio potrebbe essere partecipare al terzo meeting francescano del Mediterraneo a Cefalù, da oggi, venerdì fino a domenica. Ci saranno occasioni di dialogo, scambio, confronto e formazione, per tutti, su tematiche di strettissima attualità, con figure competenti, esperti di livello nazionale e testimoni internazionali. Ognuno potrà affrontare le questioni che più gli stanno a cuore. C'è un forum sull'intelligenza artificiale, sul metaverso, deep learning, infrastrutture collaborative. E per quanti internet e soprattutto social, c'è un appuntamento su misura da vivere di persona. Avete passione per l'economia? Venite a scoprire i nuovi orizzonti delle imprese. Sostenibilità, adattamento, resilienza, scelte etiche. Oppure a conoscere le comunità resilienti e le loro risposte innovative a sfide storiche e problemi attuali, come la desertificazione o il calo demografico. C'è poi un appuntamento dedicato alla custodia del creato, con un focus sulla questione degli incendi, per passare dalla gestione dell'emergenza alla prevenzione. A circa un mese dalle elezioni europee, perché non incontrarsi al meeting e confrontarsi sul futuro dell'Europa? Come la immaginate? Come la volete? E nell'8° centenario delle stimmate di San Francesco, perché non provare a vedere quelle sue ferite, o magari anche le nostre, come feritoie di vita nuova e rinnovata? Se poi volete solo un momento di pausa, venite a prendere un caffè al bar con un frate, una suora o un giovane, a parlare di quello che vi va. Ma non mancare soprattutto sabato. Sabato sera parleremo di pace con chi la guerra la vede da vicino, un testimone d'eccellenza. Fra Francesco Patton, custode di Terra Santa. E poi venite a marciare con noi per la pace, domenica, per le vie di Cefalù. Non esistono cambiamenti culturali senza cambiamenti nelle persone. E noi vogliamo cambiare insieme, al meeting, connessi. Ancora adesioni a Forza Italia Agrigentina. Al comune di Joppolo Giancaxio hanno aderito Manuele Abissi, attuale consigliere comunale, ed Enzo Carruba, ex consigliere ed assessore. Il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, e la coordinatrice provinciale, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, hanno così commentato: accogliamo con entusiasmo l'adesione degli amici Manuele Abissi ed Enzo Carruba. Le due nuove adesioni rappresentano un plus valore per il partito locale e testimoniano un rinnovato impegno ad operare a favore delle comunità amministrate verso l'obiettivo del progresso economico e sociale. Da parte nostra è massimo l'impegno a garantire un contatto costante con le comunità locali a sostegno delle iniziative politiche e amministrative concrete e utili. E sempre in tema di politica, apertura oggi della campagna elettorale ad Agrigento del Movimento 5 Stelle. Un incontro si terrà con i candidati alle prossime elezioni europee a Porta di Ponte in via Atenea dalle ore 18 in poi, presente il capolista Antoci. E presso i saloni dell'alloggio prefettizio il prossimo lunedì 13 maggio alle ore 17:30 si terrà uno spettacolo intitolato Prigioniero di me stesso, avente ad oggetto una riflessione sulle problematiche dell'autismo. Si terrà venerdì 19 maggio presso la Chiesa Madre San Brancazio a Canicattì un incontro di studio dedicato a Monsignor Vincenzo Restivo in occasione del 150° anniversario della consacrazione della Matrice. In merito abbiamo sentito il professore Enzo Di Natali. Enzo Di Natali, giorno 19 maggio a Canicattì si parlerà e si ricorderà la figura di Padre Restivo, un evento che si terrà presso la Chiesa Madre con tanti spunti di riflessione. Una delle figure del clero agrigentino del Novecento certamente è stato l'arciprete Monsignor Restivo di Canicattì, che ha reso per diversi decenni questa comunità parrocchiale. Parlare di Monsignor Restivo equivale a ricordare un sacerdote dotto e zelante, che è il tema di questo convegno, di questo memoriale, perché fu davvero un arciprete dotto per la sua vasta cultura letteraria, filosofica, teologica e spirituale.
Ricordo che tante persone della città andavano alla Chiesa Madre per ascoltare le sue omelie, che erano profonde di contenute, profonde di spiritualità e profonde nell'attualità della vita. Fu un sacerdote anche zelante perché lui realizzò tantissime attività, ad iniziare dall'azione cattolica, dalla catechesi, dalla San Vincenzo, dall'amore verso il Sacro Cuore di Gesù e tante iniziative parrocchiali per la formazione di un laicato maturo, di un laicato impegnato nella vita sociale e, perché no, per i tempi che furono, soprattutto nel dopoguerra, impegnato nella politica per la salvaguardia degli ideali cristiani. Noi lo desideriamo ricordare dunque domenica 19 maggio nella Chiesa Madre di pomeriggio, in occasione del 150° anno della consacrazione della Chiesa Madre di Canicattì. Monsignor Restivo è ancora ricordato da tante persone, la sua scomparsa circa 10 anni fa, ma la sua figura è ancora presente. A ricordare Monsignor Restivo, dopo il saluto dell'arciprete e del sindaco, saranno alcune persone che furono vicino a lui, come Lillo Montanti, Carmelina Lovermi, Cecilia Laimo, Gaetano Gello e anche un suo nipote, Calogero Restivo. Ovviamente saranno presenti tante persone che lo hanno conosciuto e nei limiti del tempo pure si darà l'opportunità a queste persone, sacerdoti, laici, di ricordare la figura di questo sacerdote dotto e zelante. Una difesa alquanto improbabile, quella tentata dal 64enne ex pescatore di Castelvetrano Ernesto Favara davanti alla Corte di Assise di Trapani. La corrispondenza da Trapani. Una difesa che potrebbe dirsi improbabile, quella tentata dal 64enne ex pescatore castelvetranese Ernesto Favara davanti la Corte d'Assise di Trapani, dove è imputato con l'accusa di aver ucciso a coltellate il 24 dicembre 2022 nell'abitazione di Marinella di Selinunte la moglie Maria Matuzzo di 29 anni, palermitana. «Non sono stato io ad accoltellarla», avrebbe detto il Favara in aula. «Maria si è uccisa da sola, colpendosi con il coltello davanti ai miei occhi durante una discussione che abbiamo avuto per le bambine. Io ho provato a toglierle il coltello dalle mani, per questo ci sono le mie impronte». Dopo le singolari esternazioni, uno dei legali di parte civile, l'avvocato Roberto Anselmi, che rappresenta il centro antiviolenza a casa di Venere di Marsala, ha chiesto al Favara come avrebbe fatto Maria Matuzzo a colpirsi con il coltello alle spalle, visto che alcuni fendenti hanno colpito anche lì. Favara ha poi aggiunto che subito dopo sarebbe entrato in casa il nuovo fidanzato, tale Liborio, che l'avrebbe colpita con una pala. A sostenere l'accusa nel processo il PM della Procura di Marsala, Stefania Tredici, mentre a difendere l'imputato sono gli avvocati Margherita Mariella Barraco e Valentina Blunda. Sui banchi delle parti civili, oltre a Roberto Anselmi, anche gli avvocati Vito Daniele Cimiotta, legale dei genitori, una sorella ed uno zio della Matuzzo, e Marilena Messina. Subito dopo il delitto Favara venne arrestato dai carabinieri per strada vicino casa, mentre aveva ancora in pugno il coltello sporco di sangue. Maria Matuzzo, qualche mese prima di essere uccisa, aveva lasciato il marito ed era andata a vivere con un altro uomo. Il 24 dicembre 2022 la Matuzzo sarebbe stata attirata con un pretesto dal Favara nella sua abitazione di Marinella di Selinunte per prendere il cappotto, ma quando entrò nel garage venne subito accoltellata. Dall'autopsia è emerso che i fendenti sarebbero stati 28 inferti in varie parti del corpo. Tra le 5 aggravanti contestate dall'accusa anche futili motivi quali la gelosia.
la premeditazione, la crudeltà. Perché dopo aver inferto colpi letali continuava ancora ad accoltellarla? Alla prossima udienza, il 13 maggio, dovrebbero essere sentiti 3 testi della difesa, tra i quali lo psichiatra Lorenzo Messina, nominato come consulente proprio della difesa. Linea alla regia per la pubblicità. Aeroporto dello Stretto a Messina, a riattivare il pontile per i collegamenti. Vediamo un'intervista ad Alessandro Russo, consigliere comunale del Partito Democratico. Soddisfatti perché finalmente si sta rilanciando l'aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria, aeroporto dello Stretto così chiamato, però servirebbe fare forse un passo ulteriore in avanti. Lei chiede la riattivazione del pontile perché ci siano reali collegamenti diretti tra Messina e Reggio. Certamente, la novità offerta dai nuovi voli di Ryanair su Reggio Calabria ci consegna un quadro di grandissimo ottimismo per il futuro. Sono esplose le possibilità di partire dall'area dello Stretto e arrivare all'area dello Stretto, e le percentuali dei voli sia della capienza sia del riempimento fa pensare che in realtà Messina e Reggio, l'area dello Stretto, possano tornare a essere molto attrattivi dal punto di vista del turismo sia nazionale sia internazionale. Ecco perché ora è necessario, imprescindibile che Messina si attivi al più presto, perché è la città più interessata al potenziamento di quell'aeroporto, per far ripartire quel servizio di collegamento di navi veloci da Messina, porto di Messina, a aeroporto di Reggio Calabria, che in 25 minuti consentirebbe di raggiungere l'aeroporto e quindi dall'aeroporto Messina con grandissima facilità e con grandissima comodità per i messinesi e per i turisti che vogliono venire qui. Che voce in capitolo può e deve avere l'amministrazione comunale? L'amministrazione comunale di Messina deve porre in essere ogni atto, ogni azione utile e concludente perché quel pontile venga riattivato. Pensate che c'è già un pontile da diversi anni abbandonato che è a 5 minuti a piedi dall'imbarco agli aerei, alle partenze dell'aeroporto di Reggio Calabria, e quindi chiediamo all'assessore, ho chiesto all'assessore Finocchiaro, l'ha chiesto l'assessore anche Caruso, perché si attivino dei tavoli tecnici tra il Comune di Messina, il Comune di Reggio Calabria e gli enti interessati, tra cui la società di gestione dell'aeroporto e la società di gestione dei trasporti dello Stretto, per trovare tutte le modalità utili perché questo pontile possa ripartire in brevi tempi, così si possa realizzare questa meravigliosa capacità di attrazione di Messina in pochissimo spazio di tempo dall'arrivo all'aeroporto di Reggio Calabria. È incredibile non si possa puntare su questo con grande priorità oggi. Sequestrata dalla Guardia di Finanza di Trapani una nuova discarica abusiva. La corrispondenza da Trapani. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani hanno concluso un intervento in materia di pulizia ambientale che ha portato alla individuazione e al sequestro di una discarica abusiva di oltre 5.000 metri quadri, alla denuncia di un imprenditore per reati ambientali. L'attività ispettiva trae origine da uno dei quotidiani servizi di controllo economico del territorio posti in essere dalla compagnia di Alcamo, durante il quale i finanzieri, grazie anche al supporto operativo della sezione aerea della Guardia di Finanza di Palermo, hanno rilevato la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti realizzato all'interno di una proprietà sita nelle immediate vicinanze del centro abitato cittadino. Dalle attività di controllo effettuate congiuntamente a personale tecnico dell'ARPA di Palermo e del comune di Castellammare del Golfo è stato accertato l'abbandono di una consistente massa di rifiuti di vario genere, prevalentemente pericolosi, su tutta l'area controllata. All'interno della proprietà è stato documentato l'esercizio di un'officina meccanica per il tramite della quale si eseguivano anche lavorazioni di verniciatura e saldatura in totale assenza delle prescritte autorizzazioni ambientali, nonché la costruzione di manufatti in assenza del permesso di costruire. Considerati gli illeciti penali rilevati e la necessità di evitare ulteriori danni all'ambiente, l'intera area in uso a una società operante nel settore dell'estrazione e lavorazione della pietra è stata sottoposta a sequestro d'iniziativa, successivamente convalidato dall'autorità giudiziaria. Si precisa che il procedimento penale è ancora in fase di indagini preliminari e che la responsabilità dell'indagato verrà definitivamente accertata solo con sentenza definitiva. E per lo sport finisce con una sconfitta l'ultima partita del Licata Calcio
contro la Vibonese per 4-2 il servizio di Wisport. Ultimi 90 minuti in campionato per il Licata che almeno in casa ha ritrovato il sorriso, risultati che non sono stati replicati lontano dal Saraceno dove sono arrivati soltanto 13 punti. Si chiude con la trasferta in casa della Vibonese, già aritmeticamente terza per tutto il girone d'andata, principale protagonista di Trapani e Siracusa. Gialloblu in campo con Perkons in porta, Pino, Calaiò, Currò, Orlando, Giannone, Lanza, Murgia, Rotulo, Abercon e Minacori. A disposizione di mister Romano Valenti, Francia, D'Amico, Saito, Pedalino, Giuliana, Scopelliti e di fatta dirige la partita il signor Alessandro Orecchia di Brindisi, coadiuvato da Riccardo Trionfante di Torino e Lorenzo De Giulio di Michelino. Si parte col fin del primo tempo, dopo 2 minuti la Vibonese basta. Questo destro che non sembra irresistibile da parte di Borgia vale l'1-0, minuto 10, ancora Vibonese, sempre Borgia che va a duettare con Casalong, poi riesce a trovare la parata Perkons, minuto 19, Vibonese, Terranova dalla sinistra mette il pallone sul secondo palo, riesce a stopparlo Tandara prima della zampata che vale il raddoppio. Minuto 22, Licata si rifà sotto, calcio d'angolo di Rotulo e deviazione vincente da parte di Pino che segna così il 2-1. Gara ricca di emozioni e di gol. Siamo al 30° quando arriva un lancio lungo in zona Terranova, se la sposta sul destro, prova un tentativo di tiro cross clamoroso, Terranova fa così 3-1 la Vibonese e nuovamente sul +2. Al minuto 35 duettano a destra i calciatori calabresi, vogliosi di trovare anche la quarta rete. Il pallone dentro per Tandara, ancora davanti alla porta Famelico, firma la doppietta e manda i titoli di coda sul primo tempo. Prima però arriva il calcio d'angolo a Giuliano, il pallone viene calciato così e finisce oltre la traversa. Siamo alla pausa, i primi 45 minuti hanno parlato tanto di Vibonese che conduce 4-1 sul Licata che prova a correre ai ripari con Saito al posto di Minagori. Minuto 48, proprio la formazione giallo-blu, azione in solitaria di Rotulo, palla a Currò, pallone che Polidori manda in calcio d'angolo. Minuto 49, calcio d'angolo, sfera messa fuori, il pallone sui piedi di Lanza, ancora una volta Polidori in presa bassa, entrano Pedalino e Francia, escono Pino e Currò. Siamo al 53°, 2 minuti più tardi, palla in area di rigore, ancora per Tandara che controlla, va a calciare, colpisce la traversa, era tutto fermo per posizione di fuorigioco. 59°, Francia brecca e cerca il mancino, lo mette però ampiamente al lato. Al 60°, Murgia mette dentro questo corner, doppia deviazione, sfera in rete, risultato che dice adesso 4-2. Proprio Murgia che esce al 65°, al suo posto di fatta 3 minuti più tardi un lancio in zona Saito che prova a battere il portiere in pallonetto, salva la difesa che spazza il pericolo, entra Scopelliti, esce Giannone, mancano 20 alla fine. A un quarto d'ora invece è Francia che conclude, la manda di poco oltre l'incrocio. 80°, Vibonese, palla in area di rigore, Licatese, conclusione che colpisce il palo esterno, sfiora la quinta rete della formazione calabrese. Anche all'83°, calcio d'angolo e colpo di testa e si perde oltre la traversa. Finisce così la regular season di Vibonese e Licata, 4-2 in favore dei calabresi. Torna in Sicilia con una sconfitta la compagine di mister Pippo Romano. Un cordiale saluto amici di Wisport e come sempre alla prossima. E questo è tutto per TVA Notizie di oggi. Vi ricordiamo a chiusura che TVA è visibile in tutta Italia sul canale 268 delle Smart TV, sul canale 93 di Video Sicilia. Il telegiornale andrà in onda alle ore 15 e alle ore 20 e in replica alle ore 9, quindi sul sito www.televideoagrigento.tv in tutto il mondo. Questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.